Eccoci di nuovo in linea, amici di Friul Bike. Accendiamo subito il microfono di Massimiliano Misdaris. La bicicletta più in fretta. Benvenuto nel nostro podcast a Massimiliano Misdaris, e allora andiamo a parlare di ciclismo, soprattutto off-road, e nella prima puntata dell'anno, in questo 2023, mi piace tantissimo l'idea di iniziare proprio con Massimiliano come primo ospite. Massimiliano, buongiorno, buon proseguimento di 2023. Allora, per quei pochi che non ti conoscono, intanto identifichiamo quello che stai facendo lì a Buia, lì a Nimis, nella tua zona sul Bernadia. Io dico Buia perché chiaramente Buia friulano, però pochi chilometri più a nord-est, Nimis, Bernadia. Cosa state combinando lì, Massimiliano? Allora, intanto buongiorno, buon anno anche a te, Francesco, e buon proseguimento di annata. Allora, noi con la nostra siamo un gruppo di ragazzi che sta sotto un'associazione sportiva dilettantistica chiamata Maglia Nera, nata nel 2014 per fare gare di enduro, che poi invecchiando abbiamo abbandonato la parte gare, ci siamo dedicati solamente alla parte molto più amatoriale della mountain bike, e ci siamo, fra virgolette, ricreati nella manutenzione, diciamo, di quelli che sono i percorsi, i sentieri che altrimenti non ci consentirebbero di fare mountain bike. Qui a Nimis abbiamo iniziato a ripulire i sentieri della zona, specialmente del Monte Bernadia, che è, ricordiamo, uno dei primi rilievi che si vedono dalla pianura. Proprio andando verso le montagne, la Bernadia è la prima montagna che si incontra. Montagna perché sono comunque 800 metri, e noi la chiamiamo come la trail area alle porte di Udine, no? Quindi la montagna alle porte di Udine. Stiamo risistemando dei sentieri, stiamo cercando di farli conoscere a più gente possibile attraverso il passaparola, sicuramente, perché in un'epoca di social il passaparola fra appassionati rimane sempre il metodo migliore, magari davanti a una birra dopo aver pedalato e anche attraverso i social, quindi il canale YouTube, Facebook, Instagram, insomma, chi più ne ha più ne metta, come stanno facendo anche altri ragazzi sempre in Friuli, come hanno fatto, ad esempio, stanno facendo il Macete Team a San Pietro da Trisone, gli RBC a Taipana, i Van Shapes a Gorizia. È un movimento che sta piano piano prendendo piede anche in Friuli. Nelle altre regioni è già molto sviluppato. Con orgoglio tutto friulano dico che è in realtà in Friuli la vera patria della necessità di questo tipo di attività, è vero? Perché dove, in quali altri posti come il Friuli ci sono sentieristiche, mulattiere, montagne vicinissime alla città come da noi? In nessuna parte. Sì, guarda, forse solo in Liguria hanno le stesse nostre possibilità di avere una rete sentieristica così vasta e così a ridosso delle città, lì anche perché le città sono proprio a ridosso delle montagne. Ma noi siamo molto, ci difendiamo bene sotto questo aspetto, abbiamo una ricca rete sentieristica. Io dico sempre che da Gemona fino ad arrivare alle valli del Natisone e anche un po' più in là fino a Gorizia è la più grossa trail area, la più grossa riding area che ci si potrebbe aspettare, perché partendo da Gemona si può arrivare alle valli del Natisone praticamente andando quasi sempre off-road, sia su sentiero, single track, sia su strada forestale, ma si può collegare tranquillamente, quindi è la più grande trail area che uno può immaginare. Guarda, qui lo dico, qui lo nego, tanto ormai siamo ai primi dell'anno e si può dire, uno dei miei sogni bagnati è vedere proprio un evento, una manifestazione che collega tutte le cime attraverso le trail area che abbiamo da Piancavallo fino a Gorizia. Proprio, secondo me è un mio grosso sogno che forse prima o poi riuscirò a realizzare, quello di fare una specie di, poi sai che adesso vanno tanto di moda con le gare endurance tipo Carso Trail piuttosto che l'FVG Trail, insomma, e creare un evento in solitaria dove senza
la pressa, no, della gara, ma solo lo scopo di essere un finisher, no, di riuscire a fare questo percorso che parte, ti fa fare tanti chilometri fino ad arrivare alla fine. In solitaria, sì, è anche uno dei miei sogni. Quindi siamo già in due a sognarlo, chissà che non ecco, succede. Cerchiamo sponsor allora, sponsor. Iniziamo appena finita l'intervista, iniziamo proprio stile randonnée, proprio poi sì, esatto. Vedremo se va. Massimiliano, mi dicevi prima di iniziare l'intervista che nel vostro caso lì sulla Bernadia state anche attendendo un pochettino che che siano resi efficaci alcuni decreti legge, alcune disposizioni di legge che sono in realtà ferme in questo momento nelle stanze del governo regionale. Esatto, allora diciamo che noi stiamo ricercando, come tutte le altre associazioni stanno facendo, chi più, chi meno, chi ci è riuscito, chi non ci è riuscito nel proprio piccolo ambito. Stiamo cercando l'appoggio delle istituzioni, quindi del comune, ma anche della comunità della montagna, ma anche dei comuni limitrofi, perché la Bernadia insiste su 3 comuni, Nimis, Tarcento e Lusevera, quindi stiamo cercando appunto di entrare in sinergia con le istituzioni, con l'amministrazione locale, proprio per cercare di creare un qualcosa di stabile, diciamo di dare una legalità, chiamiamola legalità fra virgolette, a una situazione di fatto che è già esistente, cioè la gente gira sui sentieri della Bernadia da sempre, mi viene da dire, però ultimamente su sentieri che sono sempre puliti, perché noi cerchiamo di tenerli sempre in ordine, non solo per i ciclisti, come ti avevo già detto nel podcast precedente, ma anche per i camminatori, tant'è che noi abbiamo ottimi rapporti anche con le guide della Grotta di Vilanova e con tante altre realtà del territorio, tipo ad esempio l'Atletica Dolce Nord-Est, che si occupa di fare delle bellissime camminate qui nella zona di Nimis, no? Qualche anno fa era partito un disegno di legge ad opera del vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini, e non ha ancora trovato la sua conclusione, ed era un disegno di legge sulla sentieristica di mountain bike. No, adesso non scendo nel particolare sui tecnicismi della legge, però bisognerebbe riuscire ad arrivare in fondo a questa legge per poter dare appunto una mano anche a quella parte di esercenti della montagna che purtroppo in questo periodo in cui il meteo non è proprio dalla loro parte, nella stagione invernale rischiano di veder andare in fumo i loro investimenti, perché neve non ce n'è, quindi le piste da sci non si usano e quindi tutto quello che ruota intorno allo sci rimane un pochino fermo, no? Quando si potrebbe magari investire in maniera differente in altre stagioni dell'anno, creando appunto opportunità per queste persone. Notizia di Facebook di oggi proprio, il bike park di Maribor, visto che non c'è neve, ha aperto a gennaio. Una sorta di Mors tua, vita mea, Mors dello sciatore, però vita per il biker che avrebbe a disposizione. E forse il biker ha 12 mesi o 11 mesi l'anno di attività, lo sciatore, come dicevi tu, la stagione è molto corta, forse neanche 15 giorni, quindi tendenzialmente sì. Anche chi deve fare degli investimenti su questi dettagli, su questi elementi, dovrebbe ragionarci bene. Assolutamente, io sono ormai anni che ho abbandonato lo sci perché mi sono fatto male al ginocchio, avevo paura di rimettere gli sci, diciamo ho smesso di sciare per quello. Però comunque sia la mia stagione di mountain bike non finisce mai, cioè io pedalo 365 giorni all'anno, d'estate col caldo, d'inverno col freddo, però insomma, o magari l'umido, però si pedala lo stesso. Chiaramente d'estate vai a fare cose che magari sono un pochino più in alto, tipo, non lo so, adesso mi viene in mente il Monte Floriz sopra il Rifugio Marinelli, dove siamo andati a ottobre, tra l'altro, a ottobre. Dovremmo aprire un pochino di più la mente a questa nuova... Bisogna fare di necessità virtù, se non c'è la neve in qualche modo bisogna andare avanti, no? E allora apriamo
a qualcos'altro. E cosa meglio della mountain bike. Tra l'altro, legandoci al discorso che facevi prima sulla legge, sulla sentieristica, gli investimenti per la mountain bike, cioè, rientrano anche i concetti di sicurezza per chi va sui sentieri e non sulle strade, può divertirsi lo stesso, i ragazzini possono correre assolutamente senza le macchine intorno, c'è tutto un discorso che bisognerebbe sviluppare magari a Feel Bike, lo faremo con dovizia anche di particolari. Però Massimiliano, parlando della vostra associazione proprio, i prossimi eventi, che cosa avete in cantiere, cosa bolle in pentola per questo 2023? Guarda, allora sicuramente come ti dicevo, noi ci siamo ormai orientati su questa cosa della sentieristica, quindi tutto quello che organizziamo è relativo al nostro far parte dell'IMBA, che se ti ricordi ti raccontavo è questa ente no profit che diciamo che si può paragonare al CAI, anche se non è propriamente un paragone correttissimo, però questo ente che si occupa di sostenibilità, di divulgare il rispetto dell'utilizzo della sentieristica per la mountain bike, insomma. I due principali eventi a cui parteciperemo sono l'annuale Take Care of Your Trail, che è una giornata di pulizia dei sentieri che viene fatta a livello europeo. All'interno del mese di maggio ogni associazione sceglie un sentiero, sceglie una data e in quella data va a pulire quel sentiero per pubblicizzare, diciamo, le attività di IMBA, quindi per sensibilizzare le persone su questa tematica. Come ripeto sempre, se non c'è sentiero non c'è mountain bike. Quindi anche andare con un rastrello a togliere le foglie o con delle cesoie a togliere i rovi, già quello è dare una grandissima mano al proprio sentiero. Quindi scegliamo il nostro sentiero preferito e andiamo a fare quel lavoro. L'altra attività che abbiamo messo in cantiere è sempre con IMBA Italia, è un weekend dedicato all'istruzione sulla costruzione e manutenzione di sentieri sostenibili per la mountain bike. Lo faremo molto probabilmente, adesso la data non è ancora ufficiale, stiamo vedendo, ma sarà fatto nel mese di maggio con istruttori di IMBA Italia e sarà fatto qui a Nimis. Sarà un workshop di 2 giorni, dove il primo giorno sarà dedicato alla teoria, il secondo giorno sarà dedicato alla pratica. È aperto a tutti, non ha un costo esorbitante perché siamo intorno ai 90 euro più o meno per 2 giorni di corso, e insegna tante piccole cose che possono tornare utili dalla parte normativa alla parte pratica proprio. Quindi invito tutti quanti, chi volesse partecipare, a contattarci. Parlavi di parte pratica, in realtà non è solo per quanto riguarda la sentieristica, ma la parte pratica potrebbe anche darmi delle importanti nozioni su come gestire anche il dialetto di casa, per dire, no? Cioè, assolutamente, perché comunque si parla di scoli dell'acqua, perché un sentiero fatto bene è un sentiero dove l'acqua non corre, quindi si evitano determinate linee di massima pendenza, per esempio, no? Un sentiero, e quindi uno nel dialetto di casa magari può prendere spunto e dire aspetta, guarda, magari faccio il dialetto un pochino più in qua invece che in là, perché magari no, assolutamente. Giusto per dire, concludo con le attività di quest'anno. Parteciperemo al raduno italiano di IMBA Italia, come abbiamo fatto l'anno scorso a Plan de Corones. Anche quest'anno saremo di nuovo presenti, non si sa ancora dove, comunque a metà ottobre circa. E poi domenica, tempo permettendo, organizziamo una piccola pedalatina fra amici, ma aperta a tutti, quindi chi ha voglia di venire a vedere i sentieri della Bernardia li può venire a vedere domenica con noi mentre andiamo a pedalare e poi bere una birra tutti quanti assieme. Ci troviamo qui a Nimis alle 8:30, poi via, pedalatina. Quindi il primo dell'anno. In piazza Nimis davanti alla chiesa, lì. Al posto giusto in realtà, che è il nostro...
è il nostro covo. Va bene, quindi domenica mattina ore 8:30, mi raccomando, tutti coloro che vogliono unirsi a Massimiliano Misdaris e agli amici sul Bernadia, appuntamento 8:30 lì, questa è già una grande cosa. Massimiliano, allora dai, ci risentiamo in primavera, così Senz'altro. Aggiorniamo anche tutte le attività della tua associazione. Intanto grazie per tutto quello che state facendo, come ringrazio anche tutti i ragazzi delle altre associazioni che si occupano di sentieristica, di pulizia, di amore per il nostro territorio, perché in realtà Esatto, il senso è quello, esatto. Massimiliano Misdaris, grazie per aver partecipato a questo Grazie a te, podcast. Francesco, grazie, alla prossima. Amici, abbiamo terminato anche questo podcast. Ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato su Radio Spazio 103 e ricordo a tutti che questa trasmissione, che è l'unica dedicata solo ed esclusivamente al ciclismo friulano, è disponibile anche su Spotify. Un abbraccio a tutti, alla prossima, ciao! Insegui la tua storia ovunque vada, pedala. Macina chilometri di strada, pedala. L'hai voluta tu la bicicletta, pedala. Più in fretta, pedala. Più in fretta. Friul Bike, il ciclismo friulano in libertà. Ascolta Radio Spazio anche in streaming sul sito www.radiospazio103.it e scarica le trasmissioni in podcast. Più in fretta.